mio compito molto semplice e piacevole è quello di portare i saluti della Fondazione Cuore, che ringrazia in particolare lo Studio Bonini con cui sta collaborando da molti anni in maniera anche proficua. L'evento di oggi si pone in un momento anche molto particolare della nostra situazione economica e istituzionale, che ci vede in un momento anche molto delicato, molto importante. E credo che proprio per questo una riflessione su quelle che possono essere anche le opportunità per il nostro Paese siano necessarie. I BRIC abbiamo visto che sono passati da paesi emergenti in realtà a paesi emersi. Oggi sono dei competitor, sono degli attori fondamentali del nostro sistema. Il nostro sistema si sta spostando, si stanno ridefinendo i punti critici e soprattutto anche le nuove aree di influenza. E credo che approfondire la loro conoscenza sia estremamente importante. Poi ci sono due nazioni che vengono poste all'attenzione oggi, che sono l'India e il Brasile, col quale l'Italia ha sempre e da sempre avuto particolari rapporti storici, rapporti culturali, rapporti economici. Col Brasile in particolare non dimentichiamo tutta la grande emigrazione italiana e il grande apporto che anche lo sforzo e il lavoro dell'Italia ha portato anche alla crescita e al benessere del Brasile. Con l'India abbiamo anch'essa dei rapporti molto solidi e consolidati che vorremmo approfondire di più, perché è una cultura che ci è vicina. Su questi temi affronteremo con degli interlocutori molto importanti e interessanti questi aspetti. Io mi auguro che questo sia uno degli aspetti anche positivi di questo. Vorrei ricordare proprio, dicevo all'inizio, questo nostro rapporto particolare e da molto tempo con lo Studio Bonini. Lo Studio Bonini che si pone con particolare attenzione proprio per aiutare le imprese a riflettere e a operare in maniera molto positiva e concreta, proprio nell'affrontare nuovi mercati. In particolare c'è il tema della proprietà industriale, che è un tema che sta diventando sempre più importante e strategico. Ecco, proprio perché è strategico, proprio perché deve essere parte anche della strategia di ogni business e far parte anche dell'attenzione degli imprenditori e di tutti gli uomini di impresa, noi con lo Studio Bonini abbiamo definito e abbiamo progettato un corso specifico su questo, che vi prego veramente di guardare, credo sia nelle vostre cartelle o a disposizione, perché credo che questo sia un altro contributo che la Fondazione Cuore sta dando da oltre 50 anni. Ricordiamo che è una delle più antiche e importanti business school oggi esistenti in Italia, proprio perché fin da allora, nasce nel 1957 a Padova, all'interno della Facoltà di Ingegneria, la missione del Cuore è stata quella di contribuire attraverso le proprie attività, soprattutto formative, ma non solo formative, alla creazione, allo sviluppo, all'aggiornamento di una moderna classe manageriale e imprenditoriale. Stiamo parlando di classi dirigenti e credo che mai come in questo momento noi sentiamo l'esigenza, la necessità di avere adeguate classi dirigenti. Noi cerchiamo di fare il nostro compito, di dare il nostro contributo. Credo che questo sia uno dei motivi, ma anche una delle occasioni per il nostro Paese, per il nostro grande Paese, di dimostrare di essere all'altezza della situazione e dei tempi. A tutti voi l'augurio di un buon lavoro per questa giornata, per questo convegno. Grazie.